Abbiamo inaugurato un parcheggio, che non è solo un parcheggio, per risolvere tanti problemi anche della cittadinanza, dei nostri cittadini che venivano a Savona, ma soprattutto ha sanato un bel po' di problemi che avevamo con lo stabile che era di proprietà e che doveva essere regolarizzato. Abbiamo anche approfittato di questa faccenda, di questa inaugurazione, per ringraziare i nostri impiegati, perché è anche merito loro se abbiamo vinto il primo premio in Italia. Siamo il miglior bacino, la soddisfazione è sì per i cittadini, è anche per i nostri amministratori sindaci, per noi amministratori che abbiamo ricevuto il premio, ma soprattutto il merito principale va dato ai nostri autisti e al nostro personale che continuamente è presente a raccogliere i rifiuti tutti i giorni e tenere ben pulito il nostro bacino. Siamo i primi in Italia e questo è motivo d'orgoglio sicuramente per tutti, per i sindaci dei 44 comuni che fanno parte del nostro consorzio, ma per i quasi 400.000 abitanti del bacino CIT Savona. È sicuramente un risultato eccezionale, una raccolta differenziata che va quasi all'85% o forse anche di più, siamo là che balliamo tra l'85 e l'86%, i primi in Italia. Ma soprattutto il motivo penso che più interessa i cittadini, a parte l'impatto ambientale che sicuramente ci è già stato gratificato con il primo premio, è che abbiamo le tariffe più basse d'Italia e questo è un motivo veramente d'orgoglio, perché comunque va a compensare anche il lavoro di tutti quanti e anche di quegli operai che io spesso ricordo che si alzano alle 4 del mattino e che non è cosa facile, magari d'estate è anche facile farlo, d'inverno è un po' più difficile, ma è giusto ricordare anche loro. Gli obiettivi, se riusciremo anche a migliorarci, però ricordo, anche se continuiamo così è già bene. Beh, i nostri impegni di governo sono quelli appunto intanto di portare sostegno e di far conoscere modelli come questi, come la Savno, che ha portato a casa il primo premio. E per me, che sono figlia di questa terra, è stato un orgoglio essere qui oggi e quindi dobbiamo far conoscere in tutta Italia questi modelli, perché questa è un'Italia che va a più velocità sul campo dei rifiuti. Mentre oggi siamo qua a festeggiare un evento di un primo premio, proprio oggi hanno sequestrato la cava di Malagrotta in Lazio. E il governo comunque vuole partire e vuole essere vicino a tutte le amministrazioni locali a sostegno dell'ambiente, ma non solo a parole, anche nei fatti. Questa settimana è passato in Senato proprio il riordino dei ministeri e tutta la parte del dissesto idrogeologico, che era prima in presidenza del Consiglio dei Ministri, finalmente torna a casa e viene seguita da un ministero che ha le competenze, che ha i professionisti e che ha i progettisti per poter attuare anche quei progetti che per scongiurare i rischi sempre più che purtroppo si sentono già quotidianamente anche con questo cambiamento climatico, e quindi questo è già una cosa che abbiamo portato a casa questa settimana. L'istituzione della commissione d'inchiesta sugli ecoreati, questa è un'altra cosa che vogliamo perseguire, perché se una volta il termine negativo rifiuto era proprio un termine negativo, oggi invece è una risorsa, ma lo è in posti come qui, come oggi in queste aziende, ma da altre parti invece il rifiuto continua ad essere continuano ad essere dei termini negativi anche economicamente, quindi dobbiamo far riuscire subito queste realtà e dobbiamo essere, ripeto ancora una volta, vicino agli enti locali ma vicino all'ambiente in tutti i sensi.